Buonasera a tutti quanti, siamo capi la settimana do siciliano. Stasera parliamo siciliano, parliamo magari italiano, chissà, può essere spagnolo e qualche altra lingua. Stasera non forziamo nessuno a parlare in siciliano, però è gradito parlare in siciliano. Alterneremo varie lingue, saremo poliglotti. E allora, tanto per cominciare, rappresento non si può dire un ospite perché è con me per tutta la serata stasera. Marco, lo dico, io mi presentavo, io sono Fonso Genchi, e sono il presidente dell'Accademia della Lingua Siciliana. Marco è invece il vicepresidente e vediamo se c'è Marco. Buonasera Marco, come va? Buonasera a tutti, buonasera Fonso. E Va bene, allora, stavo cercando di spammare un pochettino la diretta in buono, fai varie... buono, fai buono, fai buono. in Già vari abbiamo una gruppi. poco di cristiani che ne stanno venendo. Approfittiamo per dire a tutti che potete interagire con noi. Potete commentare, mettere domande, fare quello che volete e anche noi vi stimoleremo più avanti, poi capirete come. E allora, cominciamo Marco. Cominciamo come? Io dicessi da cominciare con un filmato Nico Nico, curto curto, ok? Un momento, capiremo se riesce a metterlo qua, la trovare, perché stasera abbiamo un sacco di cose. A curto curto sarebbe di Ah! cultura. No! Questa battuta. Curto è curto. Cultura, in siciliano una persona colta, si dice un cristiano culto, no curto. Attenzione, perché il siciliano sembra una lingua così, ma no, non è così. Tutte quelle volte che ci sono possibilità di confondersi, il siciliano è molto chiaro. In questo caso la L preconsonantica rimane sia perché prima della T non sempre si trasforma in R, sia perché esiste un altro termine che è appunto curto, e quindi non possiamo assolutamente dire che una persona curta è una persona colta, dobbiamo dire che è una persona culta. Buona osservazione Marco. Allora, vedremo su sto video curto. Vedremo se parte. Nigna, ti insegna, ti sgrigna, t'alligna e ti spigna. Perfetto, perfetto. Abbiamo visto Emanuela Trovato, che molti di voi conosceranno perché ci ha allietato con i suoi proverbi nel corso degli ultimi mesi e devo dire ha avuto un enorme successo. Alcuni suoi video sono diventati virali, molti di voi si ricorderanno di Emanuela Trovato, una bravissima attrice. E stasera c'è una sorpresa, molti l'hanno vista in questi video, alcuni scrivevano, notavano la sua espressione che a secondo del tipo di proverbio era diversa chiaramente, in sintonia con il proverbio, e però pochi l'hanno visto di presenza. Marco, noi siamo stati fortunati perché l'abbiamo conosciuta, Emanuela, prima dei video, perché è stata una corsista di un corso organizzato dall'Accademia della Lingua Siciliana insieme a Siculomania, di cui Marco è presidente, e tra le corsiste c'era appunto Emanuela Trovato, che questa sera è qui con noi. Vediamo se è vero, vedremo. C'è o non c'è Emanuela? Cae! Manuela, una buona serata, ma carattia! E il microfono, se no non ti sentiamo. Buonasera a tutti, a Costiangia Satta mi faccia la serie che manco mi aspettava. Grazie.
Io devo dire che tutto è improvvisato, a me mi piace così. I cristiani che seguono le nostre dirette già lo sanno. Io sempre improvviso, non preparo niente, o per meglio dire, qualche cosa preparo, i cristiani la invitare, no? Non è che possono da così senza che lo sanno. Ciuricuri veneti, però pure per queste cose stasera c'è qualcuno che non si sa se c'è o non c'è, cioè, se ti sente e se no ti restabilire la diretta nostra. E allora Emanuela, ti volevo fare una domanda, volevo cominciare con una domanda. Sì. Ma com'è che ti venne questa idea geniale di fare queste pillole, questi video, questi reels brevissimi, simpaticissimi? Come è che ha sperimentarsi questa cosa? Ora ti conto. Io sono stato sempre appassionata, oltre che di siciliano, di proverbi in generale, di italiani, tutti i proverbi, mi hanno sempre piaciuto assai. E naturalmente assai che dei siciliani. Allora, quando l'anno scorso ci fu a Settimana del Siciliano, io dissi: "Ma è superare questo fatto che io mi sento timida", perché in fondo magari che sogno un'attrice, io mi sento una abbastanza timida e tuttora lo sogno, perciò io vi ringrazio magari che mi facessero pigliare confidenza con ste dirette. Se non che dissi: "Voglio fare qualche cosa, magari io voglio dare l'annuncio pa Settimana del Siciliano e ci volesse qualche cosa che, menzo a tutti i facci che ci su online, facesse risaltare subito magari prima di rapere un video che sogno siciliana. Chi c'aio a casa, chi mi trovo, io non staio manco in Sicilia e c'aveva sto pupo. Perciò altro che scenografia, cose, proprio un secondo prima di addumare a videocamera, pigliai sto pupo, mise a mio marito mischino che mo teneva, ora mo tegno magari sola, però una volta io voleva fare tutta pulita, ci si tenne a sto pupo e feci il primo video che era di incitamento per parlare siciliano da settimana. Dopodiché dissi: "Bella sta cosa, o video io buono, ora io mi metto a fare quello che ho sempre voluto fare, e cioè di dire 'sti proverbi siciliani, sempre in compagnia di sto pupo, perché molto che assai si virono scritti, ma in effetti non c'erano tanti altri cristiani che dicevano 'sti proverbi, non semo assai chilli che lo facemo, e perciò continuai a così. Poi ci su voti che non sogno tanto costante, io non sogno una tanto costante, infatti sto mese un poco perso un poco di terreno, però grazie di voler condividere sti proverbi, di volerli commentare, di voler dare magari delle alternative che ci sono nelle varie parlate, perché magari ognuno dice: "No, nei mia si dice sta maniera", oppure "Tu che stai dicendo?" Me l'hanno detto di tutti i colori, diciamo, e c'è magari qualcuno vicino a me zona, che è a zona ionico-etnea, perché io sogno originaria di Giarre, nasci a Catania, studiai a Catania, però a me famiglia è di Giarre. Me maritai con palermitano e ora stiamo purtroppo in continente. E chissà la Bene, storia. bene Emanuela. E allora Marco, chi facciamo? Facciamo trasiri un ospite? Certo, Sì, Amoni, stasera andiamo a fare trasere, che se non trasero... ci sono tanti cristiani che compaiono qua nello studio virtuale, sorprese di tutti i tipi. Va bene. E allora io vi devo raccontare una cosa, che l'anno scorso è successo. Marco, sempre con il corso, se non sbaglio, è stato il contatto iniziale. Io non mi ricordo più perché faccio mille cose, non mi ricordo più. Comunque, io vi conto. È successo che ho ricevuto un'email da una persona che vive in Liguria, se non sbaglio, o in Piemonte. In Piemonte. In Piemonte, la mia memoria, che mi diceva che aveva scritto un libro e me l'ha mandato. Io me lo sono messo a leggere, ma sono impazzito, bellissimo, una cosa meravigliosa, una cosa stupenda. È un libro, ancora non è stato stampato, un libro che è scritto sia in italiano che in siciliano, perché è un libro, ma forse dicessi ci facciamo ridere a Iddo, Marco, che è... Certo. Ma sì, dai, però vi dico veramente
sono rimasto entusiasta perché è un libro che mi ha fatto ridere, piangere, divertire, appassionare. C'ha tutto questo libro. E poi c'ha il siciliano, è scritto anche in siciliano, una cosa meravigliosa. E allora facciamo salire sul palco, come lo chiama qui questa piattaforma, nello studio, facciamo acchianare l'autore di questo libro, che spero sia, sì, lo vedo, che è Ettore Puglisi. Ettore, una buona serata, ma carattia. E allora, Ettore, come fu sta cosa? Di che si tratta innanzitutto? E il microfono? Però è acceso. Macci mia. È addumato ma non si sente. Chi sto mi fa scantare? Prova a essere Ettore, prova a uscire e rientrare. Ora l'hai tolto. Ora è asciugato il microfono. Prova a dumare. Mi sentite? Ecco. Ora ci sente. Vai, Ettore, allora innanzitutto, come si chiama il libro? Di che cosa parla? Allora, il libro si intitola Me mage mi contava. E dopo questa, innanzitutto buonasera a tutti, buonasera Sicilia, dal profondo nord, dal Piemonte, dal Lago Maggiore. Probabilmente creerà scandalo sentire questo accento polentone e presentarsi come autore di un libro in siciliano. Ovviamente non è che non lo so parlare, però il problema è che mi affronto, perché quando ero piccirillo, mia madre e mio padre mi insegnavano a casa che io ero siciliano. E magari a scuola mi capitava di fare allignati, i picciriddi perché miravano di terrone. Poi però che succedeva? Che quando io scendevo a Palermo per vacanze, quando magari mi capitava di parlare con i picciottini, mi ingiuriavano che io era polentone. E da lì mi è rimasto un certo imbarazzo a parlarlo, mi perdonerete, vero? Sì, ho passato la prova. Ma guarda, per altri motivi siamo così più o meno tutti nella tua stessa situazione, perché parlare siciliano o parliamo in famiglia, io parlo siciliano con mia madre, ma anche con mia moglie posso parlare perché è spagnola. No, dunque... poi effettivamente c'era anche, cioè sarebbero tante le cose da raccontare e avremo occasioni, ma uno dei motivi era proprio che c'era questa sorta di competizione, tra virgolette, no? Nel senso che noi eravamo una famiglia siciliana, parlo dei primi anni 60, e l'intento di mio padre, ad esempio, era quello di affermarsi, di far vedere tutta il nostro valore, e allora mi imponeva l'italiano, mio padre in particolare, guai se a casa mi scappava. Invece con mia madre il fatto era diverso, mi svegliava con amone curoca e taido, amone un caffè è pronto, cioè. E per non prendere troppo tempo voglio solo accennare a questa cosa: la lingua riporta la terra, cioè riporta i luoghi. Io perché ho scritto questo libro? Perché a un certo punto, dopo anni che mia madre era morta, in una sera di malinconia, a un certo punto mi è scattato, ho detto: minchia, ma io non sento parlare che ho a nudo palermitano, siciliano. E questa cosa è stato veramente il sentire un distacco dalla Sicilia. Non so se posso farmi capire a chi invece lì vive, o forse Emanuela, che adesso vive al nord, può capirmi. E lì mi è venuta questo desiderio, ho detto: ma tutti i racconti che mi ha fatto mia mamma, perché donna degli anni 20, del 20 lei era, e come tutte le persone di quegli anni, ovviamente avevano questo dono del racconto, dell'oralità. E quindi niente, come Fonso, poi c'è stato questo incontro fortunato con Fonso, che ringrazio in diretta, poi con Marco, così, e quindi siamo capicciate, contentissimo, onorato e emozionato, devo dire anche. Perché concludo dicendo: io non sono l'autore, io sono il trascrittore. L'autore, che si facessi sceitesate, M. Mace, Maria Rosa Sandazzo, l'autrice. Eccezionale, Grazie, veramente. grazie. E allora io, prima di passare ad altri ospiti, volevo che poteste ascoltare un estratto. Non è brevissimo, perché non sono ovviamente delle poesie,
sono i conti di Somaci a Itu, a Ettore, e quindi abbiamo scelto uno tra i più brevi e gradirei che lo leggesse un'attrice che però non è palermitana, è catanisi, quindi Ettore magari non ti ricorda a Tomaci, a Vuci Tomaci, però va bene, va benissimo, va benissimo. Vediamo, è bravissima, ed è Eliana Esposito. Eliana, sul palco. Come si fa? Come si fa a fare chi? No, come si fa? Non so, non ho mai utilizzato questo social. Ciao Manuela! Tra Ciao, colleghe Eliana. si salutano. È anni che non ci vediamo. Si conoscono Ma anche, credo. da prima, ormai c'è da prima del Covid, penso. Molto prima, direi, molto, Anche 20 anni, molto 30 prima. forse. Allora, E allora, quando vuoi, puoi partire. chiedo scusa perché ovviamente io non parlo il palermitano, quindi... Eliana, scusa un attimo, volevo dire ad Ettore che penso sappia quale brano abbiamo scelto, almeno un po' di organizzazione che ha l'Appi, se preferisce introdurlo oppure dire qualcosa alla fine dopo la lettura, come preferisci tu, Ettore? Ma siccome a Marco avevo dato 2 o 3 opzioni, non so quale ha scelto, prima lo e ascolto allora? magari e poi faccio una breve commento. E allora, ma sai come non ricordo manco io? Beh, il libro il titolo qual è? Appunto, perché è diviso in vari capitoli, no? C'è la guerra, perché mia madre durante i bombardamenti aveva 23 anni, quindi i racconti erano vividi. C'è la guerra, l'immigrazione, cultura e sport, gli amori, e non so questo, Marco, qual è. E chi tu la pila, a pila. Saluti strazianti. La pila, sì, la Sabinaida. Sì. Eliana, qual è? No, saluti strazianti. Saluti strazianti. Okay, alla fine abbiamo scelto questo qui che è significativo. Ettore, vuoi dire qualcosa ora o dopo? Dopo, fa parte del capitolo dell'emigrazione, doloroso, molto doloroso, a quei tempi in cui non c'erano aerei, cellulari, le distanze erano distanze, le lontananze erano lontananze, quindi... Va bene, allora Eliana, a te lo microfono. Saluti strazianti. Tannu pacchianare a Verbania, Ucenu ci metteva 2 notti e ci giorna. I treni erano a carboni e i compartimenti chi si di ligno. Ero 48 quando acchianai a prima volta a Verbania. I to frati gemelli avevano 2 annuzzi. Me macci contro voliri topacci, partiu con nuaci. I saluti ca famiglia e gli amici foru strazianti, non si può dire. A stazione era china di cristiani, come quando c'ava a tagliare i chiddi che partevano. Ma intanto, stavolta, era io che minniava. Tutti c'erano, non mi posso scordare. Me Pacci, me frati Pricino cu Bernardina, Enzo e Teresa, che era ancora una picciridda, e che anch'io come una pazza, perché io, che aveva 17 anni più assai, era come una maci pidda. Partemmo che a Palermo c'era Usuli e un cielo azzurro che aggrapia u cori. Puro che c'era stata guerra e bombardamenti, sempre bedda era Palermo, non mi posso scordare. Un viaggio fu lungo, interminabile. I picciriddi piangevano, uno un braccio a mia, l'altro a me maggi. La locomotiva a carboni bregnava di fumo tutti i vagoni e l'aria era irrespirabile. Tutti i picciriddi piangevano, caccinnerono un mare. A un certo punto stu treno si fermò di già una galleria, un sacchi tempo, e u fumo ni stava soffocando a tutti. Me maggi mi metteva sopra vuccuzza fazzoletti bagnati. Che scanto, Maria!
dentro oceano pareva un ferno, picciriddi chianciano e saviano e avevano tussi, pareva che potessero morire tutti. All'ultimata oceano nisciu all'aria aperta, grazie a Dio, e i picciriddi s'arripigliarono. Appresso un'altra notte di viaggio n'avvicinammo a Milano e vedivan colori grigio do cielo che non aveva visto mai, Maria. Quando trasemmo una stazione centrale mi pigliò una malinconia che mi parsi morire. E lo stesso vedian da facci me macci, che si fece giarna morta. Stu posto a così grigio, enormi, friddo, niente, mi passi come fosse in film, va. A Milano pigliammo treno per Verbania e quando arrivammo a vedere un lago, n'anticchia mi quitai. Sì, era bello, ma mi parse così malinconico. Io mi sentivo sciana, come fosse proprio un altro mondo, come morta. Ma intanto abbiamo arrivato e me madre, che era già anziana, e i picciriddi potevano riposare. Grazie Eliana, bellissimo, complimenti. Ettore, vuoi dire qualcosa? Diciamo che molte famiglie hanno vissuto un'esperienza del genere e a me ha impressionato il fatto che tua madre l'aveva già visto, però ad altri. Era andata alla stazione a volte e vedeva queste scene e quella volta invece toccava a lei, toccava alla sua famiglia. Sì, mi raccontava che quando iniziò il grande esodo, insomma, di chi partiva dalla Sicilia, a volte andavano in stazione quando era più ragazza, così proprio a curiosare, a vedere in diretta questo dramma, no? Sono molto emozionato, grazie Eliana, mi pare che si chiami, vero? Sì, ti ringrazio molto. C'è una cosa che è forte, no? Che quella frase, no? Cioè, il lago è bello, se venite è bellissimo, no? Ma quando aggiunge quella frase, ma mi passa così malinconico. Io qui ci sono nato, anche se, come diceva mia madre, fusti costruito dai, nascisti qua, perché venne a Verbania che mi aspettava da 7 mesi. Beh, io quell'impressione di malinconia purtroppo non me la sono mai tolta, pur vivendo qui in un posto bellissimo, ma non lo so, è come un'impronta che mi porto, ecco. Grazie di cuore, davvero. Sono Grazie a te, Ettore. Questo libro, allora, stasera, per prima volta, l'Accademia della Lingua Siciliana consiglia libri, perché noi abbiamo evitato sempre di consigliare libri perché non è che siamo una compagnia di pubblicità. Abbiamo sempre evitato anche i libri dei poeti del collegio scientifico dell'Accademia, non li abbiamo mai pubblicizzati. Anche i libri che hanno il patrocinio gratuito con il logo che vedete qui dell'Accademia non li abbiamo mai pubblicizzati. Però questa è la settimana ru siciliano. E che è sta settimana ru siciliano? Ora vedremo, più tardi vedremo meglio chi è. Ci sono sorprese. E una settimana ru siciliano avessimo a leggere in siciliano. E quindi, per questo motivo, vi consigliamo un poco di libri. Questo di Ettore, per com'ora non si può leggere, Marco, però presto sarà disponibile, no Marco? Dipende da te, Fonso. Ma più stava dicendo! Il libro è finito, meraviglioso, stupendo. Manca una nota introduttiva dell'Accademia della Lingua Siciliana che dovrei scrivere io. Quindi presto sarà disponibile questo libro, ma avremo occasione di riparlarne in futuro. E allora io ringrazio Eliana. Sì. Se vorrei dire che quando tu mi hai dato questo libro, anch'io ho vissuto delle emozioni enormi e quindi vorrei che questo libro venisse pubblicato con tutti i crismi. Per questo ho temporeggiato e ho sperato e pregato che tu riuscissi a completarlo
per dare quel giusto tocco a questo, perché a me quando l'ho letto mi ha rizzato i carne. Sì, E quindi i cosi era così. Io dopo che ho letto il libro, che ero entusiasta, gliel'ho mandato a Marco chiedendo il permesso a Ettore per vedere se era un'impressione mia. E invece Marco ha avuto la stessa sensazione, no? E quindi abbiamo detto andiamo, dai, diciamo a Ettore che questo libro ha da pubblicarsi. Bene, e allora, grazie Ettore, una buona serata se vuoi continuarci a seguire, grazie a Eliana, Assolutamente. che è un'attrice. Grazie di cuore a tutti quanti voi, vi abbraccio. Ciao Ettore, grazie Eliana che ho presentato poco, ma Eliana fa un sacco di cose in siciliano. Ha fatto delle opere in teatro, è regista, attrice, è cantante e canta in siciliano, una meraviglia. Poi magari sulla pagina dell'Accademia troverete in questi giorni della Settimana del Siciliano, ma anche nel futuro, qualcosa di Eliana, veramente in gamba. Grazie ancora Ettore. Sì, certo che puoi. Allora, siccome proprio ieri e tu lo sai, ho trasformato una canzone di Rosa Balistreri e ho cambiato un po' le parole. Rosa Balistreri sicuramente mi perdonerà per questa. L'avevo già fatto in passato, però ieri queste alcune parole che avevo modificato non mi convincevano e ho dato un'altra. Ve la posso solo leggere? Va bene pure così, dai, vai. La canzone sarebbe Terra ca non senti. Io l'ho trasformata perché non mi riusciva di cantare Terra ca non senti, maleditto du momento che grapeva l'occhi da sto inferno, proprio non ce la facevo. Però siccome amo da morire questa canzone, ho sentito dentro come se avessi avuto anche questo consenso da Rosa Balistreri, come in un sogno, come se potevo farlo, della serie ora basta piangerci addosso, basta dire che facciamo schifo, ora è il momento di benedire questa terra, di benedire noi, la nostra lingua e tutto quello che... E quindi l'ho trasformata e quindi diventa beneditto du momento che aggrapeva l'occhio in tastu paradiso, chista è terra di biddizza, di lamuri, di lusuli e di l'abbundanza. Terra che ni senti, che ni sai capiri, cogli i nostri canti e li trasmuti in ciuri. Terra che annamuri, cuti sapi tagliari, che li nostri affanni addiventano amuri. E restu qua, terra mia, e restu qua, terra mia. Beneditti tutti stanni, cu lu cori sempre chini maraviglia. Beneditta ogni foglia, ogni goccia, ogni pecia, si soru e maci. Terra che ni senti, che ni sai capiri, cogli i nostri canti e li trasmuti in ciuri. Terra che vo beni, puro a cui ti fa mali, senza condizioni tu si capaci d'amare. Bellissima, bellissima, e condivido questa tua trasformazione dal negativo al positivo. Bravissima Eliana. E allora, io vi saluto, Ettore e Eliana, salutiamo e passiamo ora a... Come si fa per... Ah, ecco, va bene. Mi stava impappinando. E passiamo ora a un'altra cosa molto interessante. Ettore ha parlato di famiglie che partevano di Palermo e si andavano a nord. Però c'è chi ha fatto un viaggio molto molto più lungo ed oggi abbiamo con noi i discendenti di queste persone che lasciarono la Sicilia muchos años atrás. Y ahora los hijos, los nietos, i nipoti sono in altra parte del mondo completamente. E allora, buonasera, buenas noches Silvana. Buonasera.
buonasera, y pero también vamos a saludar, me ha parecido ver a Tito. Tito, ¿estás? Sì, buonasera a tutti. Muy bien. Buonasera a tutti, io abito a Paraná, provincia di Entre Ríos, Argentina. Silvana invece? A Mar del Plata. A Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, en Argentina también. Muy bien, muy bien. ¿Georgia está o no está? Georgia nos ha saludado desde Córdoba, da Córdoba, pero no la veo. Georgia, si puedes entrar, no te veo. Muy bien. Io ho chiesto, ci addomandavi a Silvana e a Tito di venire un momento per salutarmi e per salutare a tutti i siciliani. Vulísica, me gustaría que ustedes pudieran decir dos palabras en la lengua que quieran, la que dominan mejor, de cómo allí se recuerda Sicilia. Todavía, o no se recuerda nada de Sicilia. Hay un legame, hay un vínculo, o ya se ha perdido. Silvana. Hay un vincolo forte, mi dispiace ma il mio italiano non è buono, per questo io preferisco parlare in spagnolo. Soy nieta de siciliano, mi nonno Bastiano Castorina nació en Acitrezza, in Catania, mi nonna Grazia Corsaro anche in Catania, in Acitrezza, alla montagna, mio nonno al mare, vicino al mare, mio nonna alla montagna. Mi nonno llegó a la Argentina en el 21, luego volvió a hacer el servicio militar a Sicilia, se casó con mi nonna Gracia y volvieron a la Argentina y se radicaron en Mar del Plata porque él navegaba. Y a partir de ahí se quedó, no volvió, no retornó a su lugar, se quedó, tuvo 3 hijas, mi mamá, la más chica, Ana María, que falleció hace un año, y escuchar a Eliana, muy parecida a mi mamá, ha sido una emoción grandísima. Yo les agradezco la oportunidad. Acá en Mar del Plata tenemos una comunidad siciliana enorme. Yo soy presidente en este momento de la Unión Regional Siciliana en Mar del Plata, más de 50.000 personas que tenemos un fuerte vínculo con las raíces, con la tierra de los nonos. Scusi, ma oggi la emozione è fortissima, mi dispiace. Silvana, te comprendo, me hiciste emocionar también a mí. Yo te tengo que decir que ya yo me emociono cualquiera vez que escucho las personas de toda parte del mundo que son sicilianos de segunda, tercera generazione, e a volte, quasi sempre, amano la Sicilia più di noi, e questo è veramente per me molto emozionante. Grazie. Gracias, Silvana. Gracias, muchísimas gracias de tu testimonianza. Muchísimas gracias. A ustedes. Una buona serata y esperamos seguir en contacto, Silvana. Sí. Questa volta sin llanto, la próxima vez sin llanto. Muchas gracias. Ciao. Adiós. E allora Giorgia, che è presidente dell'Associazione Bella Sicilia di Cordova, ci fa sapere che non riesce purtroppo a entrare. Mi dispiace, la salutiamo mentre Tito è caduto. Per cui io direi di iniziare con la sorpresa forse più grossa, assieme a quella di Emanuela,
Emanuela ora vi dirà una cosa. Emanuela non l'ho buttata fuori dal palco perché ancora ha molto da dirci. Sono ancora le 10, per cui non ve ne andate, ci sono molte sorprese. Ma parliamo di sta settimana do siciliano. Ma come fu che si cominciò a fare la settimana do siciliano? Si cominciò l'anno passato, questa è la seconda edizione. Ma com'è che succedì questa cosa? A cui ci vinni quest'idea, questa fodda idea? Molti di voi lo sanno magari, alcuni no. Nick è con noi! Nick, addumo microfono, Nick! Un microfono, perfetto. Sì, c'è un po' buono. Sì, c'è un po' buono come penso. Un sì, America. A Houston, Texas. A Houston! La buona serata Macarattia. Allora Nick, contami, come fu sto fatto che ti venne in testa di fare la settimana do siciliano? Allora, vedendo stu live, voi già capite perché voglio fare questa cosa, perché ci sono siciliani, un che non mondo, in Argentina, in America, Texas, New York, Germania, un che è pure in Tunisia, in Sicilia ci sono assai gruppi, tipo l'Accademia della Lingua Siciliana, c'è il gruppo ARB a Messina, Accademia Siciliana, tutti questi gruppi che combattevano per siciliano, però io, come forestiere in America, tale tutte queste cose, vedi che non c'era assai collaborazione, allora io studiai la linguistica in America, c'avevo i francesi di Louisiana, perché pure mia nonna parlava francese qua, e sta una lingua a risico in America, oppure c'avevo i indigeni, perché ci sono 600 lingue indigene in America, e vedi qualche cosa come combattono queste lingue minoritarie. In Italia non c'è un movimento come hanno in Spagna, dove tutti lottano per lingue come catalano, vasco, oppure in Inghilterra, in Gran Bretagna, lottano per gallesi, l'irlandese, tutte queste cose. Allora, in Italia non ci sono questi movimenti, a parte come si chiamano, chi tedeschi, Alto Adige, però posso vedere un movimento per la nostra lingua, a vedere a generazioni future a portare avanti la lingua, perché fuori dal paese Nichi, per esempio a Palermo, ci sono quartieri, uno cristiani, un vogliono parlare la lingua. Allora pensai come potevo giungere tutte le nuove, come facete ora in sta live con tutto il mondo siciliano, e giungere le nostre forzate a mutare i cristiani, prima cosa, a usare la lingua in contesti nuovi. Allora di solito, come fanno i baschi in Spagna, tutto il mondo parla la lingua maggioritaria, potremmo dire italiano. Allora un cristiano in Sicilia può parlare italiano con tutte parti, con tutti in Sicilia. Allora per usare un siciliano è una scegliuta, una scartatina, a scegliere di parlare un siciliano. Allora per solo sta settimana potremmo ammutare i cristiani di usare la nostra lingua in tutti i contesti. A Ciavaglio, a Banga, quando facciamo le cose così, perché di solito parliamo in italiano do siciliano, ma per questa settimana potremmo parlare tutto in siciliano. La seconda cosa è di studiare la lingua. Come dice Fonso e Marco, noi per la maggioria di noi siamo analfabeti nella nostra lingua madre. Non sappiamo manco leggere, manco scrivere il siciliano. Allora ci sono assai risorse, c'è una letteratura di quanti anni? Ci sono 800 anni di letteratura in siciliano. Allora noi possiamo studiare come si scrive il siciliano moderno e come noi possiamo capire in certi noi, perché uno di Montemaggiore, di Palermo può capire facile, uno di Catania o Saragossa, Modica. Noi ci a scansare di scrivere cose tutte attaccate, tipo me ne fotte, allora me ne beep. E la terza cosa è di spartire i contenuti in lingua siciliana, come fa la nostra Emanuela, come faceva Eliana. Noi già ci sono assai progetti che noi facciamo, sempre ci sono registi che fanno film in siciliano, ci sono libri in siciliano, ci sono tutte queste cose, ma se tu cerchi in capo a Amazon per dire voglio leggere un libro in siciliano,
non spunta niente, perché non puoi scrivere libri in siciliano, no, puoi cercare Pirandello, puoi cercare Cammelleri, ma non c'è una puttia di libra siciliana. Allora, ci sono case editrici come i Buoni Cugini Editori e oggi che fanno così bene, ma stasera è un buon momento per tutti noi che facciamo così, tutti gli artisti, scrittrici, attrici, tutti noi di spartire i nostri cose mettendo l'hashtag Semana do Siciliano. Ecco, l'archetto un capo a... io nella nostra parlata diciamo Semana do Siciliano, però sempre scriviamo UQ all'archetto, non fa niente. Allora, questi sono i cibi lasci da Semana do Siciliano, facciamo 101 di marzo, giorno dei vesperi, o 7 d'aprile, sono 8 giorni, e così facciamo crescere la nostra lingua e ammutiamo tutti i cristiani a usare la lingua e pensare, l'ultima cosa che dico, noi abbiamo la possibilità di scegliere, di scartare come usiamo le lingue nel mondo, perché di solito diciamo, ma il siciliano non si usa così, non si può usare il siciliano in questi contesti, però vi dico, noi abbiamo la possibilità, noi abbiamo il potere di scegliere come usiamo la nostra lingua. Allora, solo stasera puoi pensare di questo e pensare perché uno può usare in questa situazione e non in oggi, e puoi decidere di cambiare come usi la lingua e puoi cambiare a futuro la nostra lingua. Allora, questo era Ucundo. Grazie, Fonso. Grazie a te, Anicca, visti un'idea geniale, geniale! Grazie assai. Ti salutiamo, ti ringraziamo sempre e Tito! Un microfono, Tito. Ciao Fonso. Ciao Tito, come vuoi parlare? Italiano, siciliano, spagnolo, come vuoi tu? Il mio italiano è molto povero, ma scusi a tutti voi per ascoltarmi il mio italiano. Ma, da dove sei collegato? Io lo so, però. Io sono il presidente dell'Associazione Familias Sicilianas de Paraná. Paraná es el capoluogo della provincia di Entre Ríos, Argentina. Qui in Paraná siamo moltissimi discendenti di siciliani. La maggioranza sono di Leonforte. Tu conosci Leonforte? In provincia di Enna. Provincia di Enna. Ma ci sono siciliani di Cefalù, di Rosolini, eccetera, di moltissimi luoghi. La nostra associazione lavora moltissimo con i discendenti, anche ha un programma di radio tutti la domenica, Eco Siciliano e la regione d'Italia. Io ho avuto l'onore di essere ospite una volta, grazie. Sì, è buonissimo, le piace moltissimo a tutti i discendenti, ma a tutti gli italiani in generale, no? Questo anche abbiamo una rivista, che si chiama Eco Siciliano, dove potremo scrivere tutta l'informazione degli italiani, dei siciliani. Ma mi piace moltissimo poter parlare con voi, con l'Accademia della Lingua Siciliana, e anche voglio contare che un amico della nostra associazione canta in siciliano, no? Gli piace moltissimo e scrive e canta con la sua chitarra in siciliano. In altre occasioni puoi ascoltare a questo cantante amico di noi. Magari se poi ci fai avere qualche video di questo tuo amico, con piacere, sì, con piacere. Sì, il nome è Nelson Rey Pastorella. Pastorella è il suo cognome siciliani.
Sì. Perfetto Tito, io ti ringrazio per aver accettato l'invito di venire stasera e saluti per te e per tutta la comunità di discendenti di siciliani a Paranà. Grazie No, ancora. io ti ringrazio a tutti voi per poter partecipare in questa riunione, ma mi piacerebbe moltissimo continuare in contatto con tutti voi. E saluto a tutti voi, di tutti i siciliani di Paranà, Entre Ríos. Ciao. Ciao, ciao Tito. E allora, Emanuela, tu avevi tante cose da dirci, vediamo, cos'è che ci vuoi dire? Intanto io chiedo come si fa nelle gare di atletica, nel salto in lungo, si prepari e allora si prepari Euranio, va bene? C'è una sorpresa dopo. Vai Emanuela. Intanto grazie per questo spazio, per tutta questa ospitalità in mezzo a tante persone veramente da tutto il mondo. Sono felicissima di essere qui. Quello che nell'immediato mi preme dire e far sapere a chi ancora non lo sapesse, visto che è una notizia fresca di ieri, è che è stato annunciato ieri da Francesca Gammicchia e me che è nato o sta per nascere, comunque è stata annunciata la nascita di un nuovo club Toastmasters. Non so se conoscete che cos'è il Toastmasters. Spieghiamolo velocemente. Esatto, Ma è un club no profit, un'associazione no profit a livello globale. Ci sono oltre 14.000 club in tutto il mondo, di cui 30 in Italia, che sono per lo più fisici, ma molti ormai anche online, tra cui questo nuovo, che si chiamerà Parrari Beggiu, con la R, e adesso tu ci tirerai le orecchie per questo nome, però c'è anche un motivo per cui è stato scelto questo nome, e il Toastmaster si propone di sviluppare la capacità di leadership e di parlare in pubblico attraverso appunto uno scambio tra pari in cui i più anziani, tra virgolette, insegnano ai più giovani. Infatti questo club ha ben 100 anni e così nel tempo è stato si è sempre fatto così, fino a creare dei veri e propri programmi anche molto sempre più complessi per chi prosegue poi nel percorso di apprendimento vero e proprio. Ma la particolarità è che questo è il primo club in siciliano, un siciliano che vuole essere inclusivo, vuole essere come quello che stai proponendo tu questa sera, quindi non è un corso di lingua, ma si vuole imparare a praticare il siciliano, per cui ci aspettiamo una sorta di Babele che abbia come filo conduttore il siciliano, che può essere mischiato alle varie lingue con cui nel frattempo è venuto in contatto, trattandosi per esempio di persone che potrebbero essere ovunque nel mondo. E questo è quello che volevo dirti rispetto proprio a questa grande novità, di cui mi pregio di essere un po' madrina, perché l'idea è appunto di Francesca Gammicchia, che è una business coach siciliana che ho conosciuto in treno, perché anche lei comunque vive al nord, vive a Milano e ci sta seguendo, credo, in chat. E ha voluto, insomma, con questo amore comune che abbiamo per la nostra terra, dar seguito a tanti nostri discorsi che facevamo insieme per valorizzare l'eccellenza siciliana, e ci sono tante altre iniziative che infatti seguiranno. Per cui siete tutti invitati, se vi fa piacere c'è un primo incontro gratuito che ovviamente seguirà il format di questi meeting, quindi chi volesse, non so se è consentito, insomma posso mettere un link in chat magari, Sì, puoi per chi metterlo. volesse potrebbe rimanere informato su questo. Quindi adesso magari metto il link in chat. Poi dimmi tu, Fonso, se tu vuoi che No, per ora leggiamo più in là, o rimango oppure vado via, quella cosa molto antica. Io mi piacerebbe, se non hai altri impegni, se potessi Sì. rimanere, poi va bene. E Va allora, Emanuela già vi ha accennato che io avrei detto qualche cosa su questa R in Beggia. E allora, sarò brevissimo. Tutti sappiamo che in lingua siciliana esiste un suono particolare che non esiste in italiano, esiste in qualche altra lingua, non è molto diffuso nel mondo. È un suono cosiddetto cacuminale.
la doppia D in siciliano a volte si pronunzia con un suono come in italiano alveolare, quindi mettendo la punta della lingua sugli alveoli, no, incisivi. A volte invece si pronunzia retroflettendo la lingua e facendo toccare alla sua punta il palato, quindi non i denti, ma il palato. Ecco, in entrambe le situazioni in letteratura si scrive con una doppia D. Per esempio, la parola friddu si pronuncia con una D alveolare, come in italiano. La parola beddu invece si pronuncia con una D cacuminale, quindi arrotolando la lingua all'indietro e facendo toccare alla sua punta il palato. Ora, cosa succede? Questo è in letteratura, attestato da secoli e secoli, è tuttora usato da tutti i migliori poeti. Ma perché qualcuno oggi inizia a mettere questa R dopo le due D? Perché lo fa Camilleri, che però non scrive in lingua siciliana, attenzione. Lui deve far capire agli italiani che non sanno nulla di questo suono particolare, e quindi per far capire questo suono trova come soluzione quello di mettere una R, perché è quello che più si avvicina al suono cacuminale della doppia D in lingua siciliana. Per cui chiaramente non è una critica, questo è soltanto un gruppo, ci mancherebbe, però se dobbiamo scrivere qualcosa in lingua letteraria, ricordiamoci che la doppia D non va seguita dalla R, assolutamente. Bene, io direi di far salire sul palco un poeta del Collegio Scientifico dell'Accademia delle Lingue Siciliana, uno dei meglio che ci sono oggi in Sicilia, per mia, ed è Euranio La Spizza. Ciao Euranio, potremmo addumare un microfono che l'hai astutato, perfetto. E allora Euranio... Una buona serata a tutti e ti ringrazio per le belle parole nei miei confronti. Euranio, tu ci metti la R dopo no, assolutamente, assolutamente no. Me chiamo White. Mi sono battuta, se posso dire, c'è anche una spiegazione, ma poi non voglio prendere tempo. Ma a proposito che c'è Emanuela Trovato, ma ci voleva fare una domanda. Caida e Catanese, se mi arredò con palermitano, ma sta questione dell'arancina in famiglia, come ha risolvito? Vabbè, facile, che quando siamo a Catania chiamiamo arancino e quando siamo a Palermo chiamiamo arancina e facciamo contento a tutti. E allora, Euranio, io ti ho invitato perché avevo piacere che tu potessi declamare una tua poesia che a me piace tanto. Quindi se sei d'accordo, aspetta, dammi un attimo di tempo che volessi fare una cosa. E allora, un attimo. Io sogno pronto, Euranio. Pure io. E allora, partiamo! Allora, la poesia è un'ottava siciliana e si intitola Valori e noti. Sentilo come sciotto stu parlare, che muove de sta lingua e ciantulia, dritta lo cuore punta e accia passare trase come una spada e freddulia. Tu ascolta e didda lassa t'annacare sopra le verse di sta sinfonia, che intona duci e pare d'accordare valori e note di una melodia. Bellissima, questa poesia a me piace molto, ovviamente è una poesia che mette in mostra la bellezza della nostra lingua siciliana. Io va volessi fare abire questa poesia scritta, vediamo se ci rinesco, perché preparavi questa cosa, un momento, vediamo se la trovo. Cae.
Valori e noti. E la viticà, sta poesia. Sentilo come è sciotto stu parlari. Io vi faccio qualche domanda, se volete partecipare scrivete fra i commenti. Chi muove di sta lingua è Ciantolia. Ma chi è sto Ciantolia? Qua come sapere? Vediamo se qualcuno scrive chi significa Ciantolia. Ciantoliari. Chi significa? Nudo sape. Nudo scrive Io lo so. niente. E allora, riserva Manuela. Prima diamo la precedenza a chi che ne stanno ascoltando. Vedremo Susanno. Intanto arrivano gli aspettati, ovviamente. Ecco, abbiamo Francesca dice tremare, traballare. Qualcuno vuole dire qualche altra cosa o dondolare anche? Bene, io dico no, basta, Moni. Ciantuliari dal mortillaro. Muovere e agitare una cosa violentemente, scuotere, insomma, diciamo. Poi c'hanno anche i significati metaforici, ovviamente. Ma ritorniamo alla nostra bellissima poesia. Dritto a Lucori punta e a ciapassari ciasi come una spada e fidulia con la doppia D cacuminale che va pronunziata come abbiamo spiegato. Ma non so che è sto fidulia. Ho scelto i verbi più difficili magari per uno che non è abituato. Nudum saperiri, fiduliari. Chi è fiduliari? È fidulia. Come una spada, fare a fettine. Ma Francesca è in gamba, e anche Silvana affetta. Vediamo cosa dice il mortillaro, sempre, che consiglio a tutti. Mi stavo dimenticando. L'Accademia della Lingua Siciliana Pista Simana du Siciliano reala un dizionario, un mortellaro, è una grammatica siciliana chidda di Vito Lumia, uno dei meglio grammatici che ci sono, scritta tutto in siciliano, chiaramente in versione PDF digitale. Scrivi un attimo su indirizzo email, ok? Accademia Lingua Siciliana @gmail.com. Quindi chi vuole ricevere grammatiche e dizionari siciliani si appunti questo indirizzo email e li richieda. E allora torniamo a fiduliare. Un mortillano ne dice tagliare minutamente, ovvero incidere con tagli spessi un corpo, spendere, tagliuzzare, sfetteggiare. Quindi complimenti a chi prima aveva detto il significato. E terminiamo. Tu ascuta e didda lassate annacari sopra i versi di sta sinfonia che intona dusci e pari d'accordare valori e noti di una melodia. Bellissima, io credo che meglio non si poteva celebrare la nostra lingua, e tra un po' la celebrerà un'altra poetessa in maniera altrettanto degna, non ve ne andate perché la ascolteremo a breve. Euranio, vuoi dire qualcosa? Ma dico io, questa poesia va inquadrata insomma anche nel senso metaforico della potenza che ha la nostra lingua, ma anche della sua dolcezza. Insomma è un connubio di musicalità. Ecco, io paragono la lingua siciliana come a una musica per le nostre orecchie. Bellissimo, bellissimo Euranio. Ti ringrazio di aver accettato l'invito di venire qua stasera. Grazie a te e a tutti voi. Una buona serenità a tutti. Macarattia Euranio.
E allora, Marco ne la so, Cario. E allora io approfitto per iniziare a parlare di qualche pubblicazione. Vi ho accennato prima, Nick l'ha detto pure, che questa settimana avessimo a leggere qualche cosa in siciliano, si dove non siamo abituati a farlo. Ci sono libri, magari non sono conosciuti buoni, però ci sono. Basta ir in capo a Amazon e si possono trovare libri se mettiamo nomi di poeti che hanno un livello buono, come Giuseppe Gerbino. Questo è una delle sue pubblicazioni, Focu. Nino Barone ne ha scritto tanti libri di poesie. Questo è un libro di prosa, un poemetto in lingua siciliana, Il ricovero dei memacci, ed è autobiografico, se non ricordo male. Ma ci sono libri di Lugranni Alessio Patti, un poeta del Collegio Scientifico dell'Accademia che ha una produzione letteraria immensa. Sicuramente basta mettere il suo nome e cognome e troverete una marea di libri anche suoi. Ce ne sono tantissimi, quindi io vi consiglio, per chi volesse imparare a leggere, a scrivere anche in siciliano, di fare buone letture di questo tipo. E allora, se posso, c'è Marco. Sì, certo che puoi, Emanuela. Visto che ho anche preso parte in una piccolissima cosa che è andata anche online, finalmente è stato fatto il libro di tutta la raccolta dei racconti, posso suggerire anche il libro in 3 lingue, italiano, siciliano e inglese, di Dario Cascio, The Sicilian Wanderer, noto con questo nome su Instagram, ed è un libro molto gradevole, con racconti brevi e veramente belli anche per ragazzini, perché mio figlio per esempio ha iniziato lui anche a leggerlo e mi ha fatto molto piacere che cercasse anche di, con il testo a fronte, vedere siciliano e italiano. Emanuele mi ha fatto ricordare una cosa, sai babbiano, me l'avessi ricordato stesso, che abbiamo con noi chi? Io sto perdendo tempo perché un vero mi piacesse. Nicolò Lentini. Buonasera Nicolò. E allora, Nicolò è un laureato tra l'altro in lingue, un appassionato di lingua siciliana, un parlante siciliano che ha avuto un'idea meravigliosa, vi devo dire. Forse è meglio che lascio a lui la parola e ci dice che cos'è che ha pensato di fare. Nicolò, vai. Si è bloccato. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Mi sentite? Sì? Si sente? Prova a parlare un po' più forte. Sentite, un po'... Sì. Prova. Ecco, ok, prova. va bene. Prova. Altrimenti va bene. Provo. No, forse è il mio computer che è un po'... Non ti preoccupare, tu parla. Ti sentiamo. Il mio computer è un poco ammurrato. Niente. Nicolò, in 2 parole. Allora, io che diciamo cos'è questa cosa qui bellissima? Ho pubblicato. Ecco, questo qua è il mio grande alfabetiere in lingua siciliana, ed è un alfabetiere pensato per i bambini, con l'intento di far imparare insieme 21 parole dell'alfabeto siciliano, facendo in modo di leggere il siciliano e associare un disegno. Quindi l'idea è quella. Poi, per arricchire, diciamo, l'alfabetiere, ho fatto anche una scheda linguistica
associata, in cui non solo spiego l'origine, ma anche l'etimologia e faccio una distinzione con l'italiano, cioè con l'alfabetiere praticamente dà la possibilità di capire la differenza che c'è tra il siciliano e l'italiano, e che sono due lingue distinte che hanno anche un percorso anche diverso. Prima c'era il libro di poesia di Gerbino che è Focu, ma Focu, l'origine latina è focus, quindi da focus il siciliano perde la S, Focu, italiano dittonga, fuoco, e la dittongazione italiana. Quindi anche l'alfabetiere serve proprio per spiegare ai bambini proprio come nasce e da dove origine ha la parola. Però io volevo dire una cosa, Fonso. Scusa un attimo, prima volevo dirti, Nicolò, mi senti? Nicolò, prima volevo far vedere questa immagine perché ci sono molti che ci ascoltano da paesi di lingua spagnola, no? E quindi volevo dire, prima che magari andassero via, volevo dire che tu hai fatto anche un'edizione in spagnolo, è corretto? Sì, diciamo che il progetto questo linguistico dell'alfabetiere è in 5 lingue, perché all'interno c'è una comparazione linguistica, intanto con le lingue romanze che sono il francese, l'italiano, lo spagnolo, il portoghese, e poi in omaggio agli americani di lingua inglese che sono in America, ho fatto anche la versione in inglese. E devo dire una cosa, fammela dire, che l'ispiratore di tutto il mio progetto in realtà è stato Niki Panzarella, perché quando io ho sentito delle interviste sue che dicevano, noi abbiamo bisogno di supporti didattici per spiegare, aiutare i nostri bambini, in America, di capire le parole siciliane. Quindi la fonte ispiratrice del mio progetto, oltre che comunque anche l'ho fatto pure per mio figlio che qua a Bologna naturalmente non ha possibilità di parlare il siciliano se non con noi, di dare la possibilità a un bambino di conoscere almeno 20 parole, poi magari ne farò degli altri alfabetieri, insomma, con altre parole. Però l'idea è proprio quella di dare la possibilità ai bambini di imparare delle parole e associarle a un'immagine. Quindi cavaggio con la D cacuminale retroflessa, quindi bisogna insegnare a pronunciare correttamente, perché è un lavoro, l'alfabetiere è un lavoro pensato a due. Il bambino legge e guarda le figure, ma il padre spiega la pronuncia e gli insegna anche come si deve dire la parola. Nicolò, noi ti ringraziamo per questa idea che hai avuto, perché ci sono molti genitori che chiedono anche via mail all'Accademia cosa ci consigliate per i nostri figli. Noi vogliamo insegnare il siciliano, magari noi non lo parliamo benissimo, però vorremmo insegnarlo. Avete qualcosa da suggerirci? C'è del materiale? Ecco, il tuo alfabetiere colma un vuoto e risulterà utilissimo per tutti quei genitori che vogliono sin da piccoli, come dovrebbe essere giusto e normale, insegnare la lingua siciliana. Infatti la cosa più importante per evitare che una lingua si estingua è la trasmissione generazionale, quindi il trasmettere la lingua all'interno della famiglia. Poi ovviamente fosse buono che si studiasse magari a scuola, però cominciamo noi con quello che potremmo fare, insegnandoci ai nostri figli a parlare in siciliano. Grazie ancora Nicolò per questo tuo intervento e per questo per questi tuoi libri. Io non so se si può dire, ma ne hai in cantiere altri. Ti arriva un po' in ritardo la voce, mi è parso di capire. Ecco, praticamente ci sono... Perfetto. Sì, perché, sì. No, niente, c'ho in programma un'altra, diciamo, pubblicazione un po' più leggera,
che aspetto di essere, io li pubblico per il momento su Amazon, e questo qua si chiama Gli animali della fattoria in lingua siciliana, ed è un coloring book in inglese, diciamo così, è scritto italiano naturalmente e siciliano, e che serve soltanto per i bambini disegnare, anche qui imparare come si dicono gli animali in siciliano. Una cosa graziosa, un po' più soft rispetto all'alfabetiere, che ci ho impiegato 6 mesi per farlo, insomma. Perfetto, bene. Grazie Nicolò, una buona serata. Io vi saluto e altrettanto, e un saluto a tutti i siciliani nel mondo. Ciao Nicolò e grazie ancora. E allora, n'altro libro che vi potremmo consigliare per cui voleste leggere e apprendere a scrivere in lingua siciliana perfetta è quello di Antonino Magri, Trilogia. Tutti questi libri la trovate in internet, Amazon, eccetera. Va bene? Perfetto. E allora, un momento di poesia. Io non vedo ancora una poetessa che stavo attendendo, mi dispiace, ma vi faccio sapere un filmato di Alessio Patti, di cui ho parlato prima, che è un poeta catanese molto in gamba, che è anche bravissimo a produrre dei video e quindi anche dei video delle sue poesie. Facciamo partire questa bellissima poesia di Alessio Patti. Mi faccio arvolo, se tu foglie d'arvolo ti fai, ma se pin per canto resino tu addiventi, io pin malia mi faccio giore. Se pin mia, raio di sole tu ti fai, voria mi faccio io pettia, e se tu, amore mio, per ciarmo diventi cielo, pettia mi faccio aurosa stetta. Assieme ad Alessio dedichiamo questa bellissima sua poesia a tutte le donne che ci stanno ascoltando e a Emanuela che è qui in studio con noi. Marco, ti voglio dare la parola perché io mi scordo 10.000 cose e tu sei invece in gambissima a ricordarti tutto. C'è qualcosa che stasera era bello dire che io ancora non ho detto? Accendi il microfono. No, mi pare che hai detto tutto. Io poi vorrei ricordare, perché ognuno di noi si vergogna a parlare in siciliano, che come disse Belina, o professore all'Ars, dice un siciliano malo parlato e chi non parlato. Parliamo siciliano, magari se ne faremo buono, parliamolo, cominciamo a parlare. Ah, eccola! È lei! La vedo! Ciao! Buonasera Arcangela, una buona serata a Tia! Buonasera. Allora, Arcangela... Tutte. La mia poetessa preferita. Allora, Arcangela l'ho invitata, Arcangela è bravissima. Innanzitutto vorrei che lei ci dicesse il suo libro di poesie che ha presentato l'anno scorso, credo, come si intitola, perché non ho la copertina, purtroppo non l'ho potuto far vedere. Sono passate più di 2 anni. Il libro 2 anni, scusate, non l'anno scorso. Eccolo. Questo qui, il libro. Perfetto. Parla, dimmi tu. No, io ti ho invitato perché io amo una poesia di Arcangela, amo tutte le poesie di Arcangela, ma una in particolare che tra l'altro oggi è in totale sintonia perché questa è la settimana del siciliano,
che si chiama Vantu di Lipaci. Arcangela, ce la vuoi declamare? Allora, la poesia, questa è, come sapete, per la lingua. La poesia che ha per titolo Vanto delle paci. Dincia, serrata come una passione. Avevi bisogno di vedere luce, come una sorta di liberazione. Gridare forte sento sta voce. Se le parole fossero cotegge, lo sangue già corrisse come ciume. Copamole, diciamo cose begge, scrivemo e allisciamo con le piume. Se ne sentiamo figli, no figliasse, studiamo le parole, chi di vere, addiventiamo forte, siamo massi, siciliane, non certo forasteri. Avemo un talimano sta fortuna, studiamo della nostra lingua mace, Igia che fu per secoli patrona, non è vriogna, è vanto di pace. Ecco. Grazie Arcangela, bellissima questa poesia, anch'essa dedicata alla nostra lingua maci. Grazie veramente tanto di aver accettato l'invito. E chi è che ha parlato? Nessuno? Nessuno. Dicevo grazie di aver accettato l'invito e ci avviamo piano piano verso la conclusione, che è tardulito, che sono l'11 meno un quarto, all'11 chiudemo, dicis. E allora, Emanuela, hai qualcos'altro da dirci? Io, dietro tuo suggerimento, ormai di tanti mesi fa, ho avuto modo di apprezzare il più antico documento che è arrivato fino a noi. Scusa, intanto salutiamo Arcangelo perché non vorrei che magari dovesse andare e si vede sul palco e non può andare. Allora, scusa Emanuela, vai. No, dicevo che grazie a te ho riscoperto un antichissimo documento che per fortuna è arrivato fino a noi, anzi è stato riscoperto nei secoli scorsi, perché purtroppo la maggioranza degli antichi documenti, più antichi documenti scritti non ci sono pervenuti e quindi noi sappiamo che c'erano questi sonetti o altri componimenti molto antichi in lingua siciliana, ma in realtà ci sono arrivati tutti toscanizzati. E quindi quello che abbiamo ad oggi, poi speriamo che un giorno, chissà come succede magari con i dinosauri, di cui si trovano ogni tanto dei ritrovamenti e si scoprono nuove specie, possa avvenire la stessa cosa anche con i documenti cartacei, magari chi lo sa ci riserverà il futuro delle altre belle sorprese, però per adesso abbiamo Pirmeo Cori Alligrari di Stefano Protonotaro, un componimento difficilissimo da pronunciare, poi c'è la spiegazione, però ovviamente stiamo parlando di una lingua del 1200, quindi molto lontana da quella che conosciamo oggi. Sì, perché diciamolo, è un componimento della scuola poetica siciliana che nacque alla corte di Federico II intorno al 1220-25 e che vide i funzionari, i notai, eccetera, della corte federiciana scrivere dei componimenti letterari e si usò come lingua per la prima volta in quello che oggi è il territorio dello Stato italiano, si usò per la prima volta una lingua volgare, perché fino allora si era sempre scritto in latino e anche in provenzale, in una lingua non autoctona. Scusa se ti ho interrotto Emanuela, ma mi hai dato l'input dicendo appunto che era un testo del 1200, no? No, grazie, anzi, perché è giusto dare un contesto a quello che sto per leggere. Chiedo venia in anticipo se sbaglierò qualche pronuncia e anzi ti chiedo di prendere appunti e dirmi se mai dopo, se magari sto sbagliando qualche accento, qualche pronuncia, perché io vado un po' a sentimento, perché non sono una studiosa così approfondita, ma sono più che altro un'appassionata. Pirmeo Cori Alligrari di Stefano Protonotaro.
per meu cori allegrari, chi molto longiamenti, senza allegranza e gioi d'amori è stato, mi ritorno in cantari, ca forsi longiamenti, ca forsi levimenti, da dimuranza torneria inusato di lucioppo taciri. E quando l'uomo ha ragioni di diri, ben di cantari e musciari allegranza, ca senza dimuscianza gioi siria sempre di poco valori. Dunca, ben di cantar ogni amaduri. E sì pir ben amare cantao gioiosamenti, omo che avissi in alcun tempo amato, ben lo diviria fari più dilittuosamenti eo, chi son di tal donna innamorato, d'undi e dolci placiri, preio e valenza e gioioso pariri, e di bellizzi cu tanta abbondanza, chi illo me per semblanza, quando eo la guardo, sentir la dulzuri chi fa la tigra in illo miratori, chi si vede levare molto crudelimenti sua nuritura, chi l'hanno cecato, e sì bono le pare mirarisi dolcimenti dentro uno speclo che li esti amosciato, chi l'obblia a seguire. Così m'è dolce mia donna vedere, che lei guardando metto in oblianza tutta aucia mia intendanza, sì che istante mi feri so amori d'un colpo che in avanza tu tesori. Di chi eo potia sanare molto leggeramente, solo che fossi alla mia donna grato meo serviri e pinari, meo tutto fortimenti chi, quando si rimembra di suo stato, non le dia displaciri. Ma se questo potissi adivinire, c'amore la ferissi di la lanza, che mi fere e mi lanza, ben crederia a guarir di mei dolori, ca sentiramo in qualimenti ardori. Vorriami laudare d'amori e bonamenti, com'omo da lui beni ha meritato, ma beni è da blasmari, amor virasimenti, quando iddu dà favor da l'uno lato e l'altro fa languere. Chi si l'amante non sa sofferire, ti sia d'amari e perdi sua speranza. Ma eo soffero in usanza, ca ho visto ad essa bon sofferituri vincere prova ed acquistare onori. E sì per sofferire ni per amar lealmenti e timiri omo acquistao d'amor gran beninanza, di Dio aver confortanza, eo, chi amo e timo, e servivi a tuttori cilatamenti, plui chi altro amadori. Eccezionale Emanuela, guarda, veramente fantastica, devo dire. Grazie. Noi abbiamo ascoltato un componimento letterario di Stefano Protonotaro nella lingua con cui è stato scritto nel 1230-35 circa, perché, come diceva giustamente Emanuela, questo componimento è stato l'unico che ci è arrivato per intero nella lingua originale, perché tutti gli altri ci sono arrivati tradotti in toscano, ma tutto ciò si è saputo soltanto nel 1790, quando uno studioso, un certo Tiraboschi, trovò in una biblioteca un manoscritto del Cinquecento, inedito, perché appunto era manoscritto, non stampato, ce n'era una sola copia, di un filologo modenese, appunto del 1500, un tale Giovanni Maria Barbieri, che in questo libro aveva copiato delle poesie della letteratura italiana degli inizi, quindi appunto del 1200, del 1300, e tra queste poesie c'era questa qui di Stefano Protonotaro, che era un poeta della scuola poetica siciliana. Soltanto allora si capì che i componimenti che furono prodotti alla scuola di Federico II non erano stati scritti in quell'idioma che noi avevamo letto nei
manoscritti, nei codici toscani, il codice più importante è il Vaticano Latino 3793, ma erano stati scritti in questa lingua che avete ascoltato dalla stupenda voce, nella stupenda interpretazione di Manuela, e che a tutti ci è familiare, pur ovviamente capendo che sono passati dei secoli e quindi ci sono delle cose un poco che ci suonano strane, ma indubbiamente la riconosciamo come lingua siciliana. Io ringrazio veramente tantissimo Emanuela, perché in un sol momento abbiamo ascoltato una interpretazione stupenda di un componimento veramente unico, importantissimo, il primo componimento letterario in lingua siciliana del 1230 circa, l'unico che ci è giunto per intero di quella produzione fantastica che ci fu alla corte di Federico II. Grazie ancora Emanuela, e direi che si sono fatte le 11. A voi tutti, davvero è stato molto emozionante anche tutti questi incontri e anche i commenti che riceviamo. Non riesco a interagire, però davvero grazie di cuore a ognuno di voi e ognuna. E allora io direi salutiamo, ringraziamo tutti quelli che sono rimasti con noi anche fino a quest'ora, e non possiamo fare altro che ricordare che chissà è a simana du siciliano e facciamo di ciccosi che anni dissi Nick Panzaredda, ok? Non abbiamo finito qui. L'Accademia della Lingua Siciliana per tutta la settimana du siciliano avrà delle iniziative. Seguiteci nei nostri canali social, nella pagina Facebook, in quella Instagram e sul canale YouTube. Grazie a tutti, Marco Cariu, salutiamo di qua, mi dispiace, ringraziamo tutti chi che vogliono accettare di venire magari solo per 10 minuti, per 5 minuti, per salutare, e ne diamo appuntamento alla prossima diretta, che non sappiamo quando è, ma sicuro faremo una diretta. Ma qui c'è Marco, e saluti anche da Marco. Saluti a tutti, è stato veramente emozionante oggi essere qui con tutti voi. Sono stato felice di essere qui con voi. Grazie a tutti. Perfetto, una buona nottata a tutti e una buona settimana del siciliano. Buonanotte. Buona serata. Buonanotte. Buonanotte.